24 maggio 1915. L'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria, entrando così nel conflitto 10 mesi dopo l'inizio delle ostilità in Europa. Nel periodo immediatamente precedente, l'opinione pubblica in Italia è profondamente divisa tra neutralisti e interventisti. Nel 1914, quando scoppia la guerra, il Regno d'Italia, che fa parte della Triplice Alleanza insieme agli imperi centrali di Germania e di Austria-Ungheria, rimane neutrale. Parallelamente conduce delle trattative segrete con la Triplice Intesa, di cui fanno parte Inghilterra, Russia e Francia, che si concludono con il Patto di Londra del 26 aprile 1915, con il quale l'Italia si impegna a scendere in guerra contro gli imperi centrali. Così, il 24 maggio, precedute dai tiri di artiglieria, le truppe italiane, ai comandi del capo di Stato Maggiore, il generale Luigi Cadorna, oltrepassano il confine italo-austriaco, puntando verso le cosiddette terre irredente del Trentino, del Friuli e della Venezia Giulia. I militari italiani si trovano così impegnati su un fronte lunghissimo, dal confine con la Svizzera al mare Adriatico, combattendo sulle sponde del Piave e dell'Isonzo, nelle trincee del Carso e della Bainsizza, sulle vette alpine e tra i ghiacciai. Dopo quasi 2 anni e mezzo di guerra e 11 battaglie dell'Isonzo, gli austro-ungarici, con l'aiuto di truppe tedesche, passano alla controffensiva. Il 24 ottobre 1917 inizia la battaglia di Caporetto, una delle più grandi disfatte dell'esercito italiano, che riesce a fermare l'avanzata austro-tedesca solamente sul fiume Piave. Il generale Cadorna viene sostituito dal generale Armando Diaz. Le unità italiane, dopo essersi riorganizzate, sferrano l'offensiva decisiva il 24 ottobre 1918, un anno dopo Caporetto, sbaragliando le truppe austro-ungariche e riuscendo ad avanzare fino a Trento e Trieste. La sera del 3 novembre 1918 viene firmato l'armistizio di Villa Giusti, che sancisce la fine delle ostilità. Nonostante la vittoria finale e la conquista delle terre irredente, l'Italia esce prostrata dalla guerra, lacerata da una profonda crisi politica, sociale ed economica. La pace non trovò né oppressi né stranieri.